Donne al lavoro. Abbiamo visto che purtroppo uno degli effetti della pandemia è anche la contrazione dei posti di lavoro, soprattutto i posti al femminile. Anche la nostra zona è stata duramente colpita da questo problema, visto che tante donne si occupano proprio di quei settori legati soprattutto ai servizi, alla persona e al turismo che sono stati colpiti dagli effetti della pandemia. Abbiamo quindi pensato come Comune di Vittorio Veneto e in particolare come CAV, Centro Antiviolenza, che si occupa proprio della prevenzione anche delle violenze sulle donne, di attivare un percorso che aiuti tutte noi donne a possibilmente rimetterci in gioco e capire quali siano le reali possibilità per rientrare nel mondo del lavoro oppure per ripensarci nel mondo del lavoro. Ecco quindi che abbiamo pensato a 3 serate. La prima, il 19 marzo, presenterà i dati della situazione lavorativa delle donne nel nostro territorio grazie all'intervento dei sociologi della Fondazione Corazzin, della CISL, e poi Veneto Lavoro ci illustrerà quali invece sono i settori che possono riaccogliere ed essere aperti ad un lavoro al femminile. Ci sarà poi una seconda serata dove parleremo della motivazione di cui abbiamo fortemente bisogno in questo periodo, proprio per trovare la forza e il coraggio di tirare fuori quelle che sono le nostre potenzialità migliori e rimetterci in gioco nel mondo del lavoro. Concluderemo poi, dopo Pasqua, con una terza serata dove presenteremo concretamente i bandi, le opportunità anche di microcredito, e credete ce ne sono tante, che possono aiutarci dal punto di vista finanziario ad attivare una nostra attività. Quindi non perdiamo questa occasione, perché lavorare significa riacquistare la nostra dignità di donne. Vi aspettiamo.